Siamo a Messina durante la processione che ogni anno è collegata a una icona della città di Messina che si chiama il Vascelluzzo. Questo Vascelluzzo viene portato in processione nelle strade centrali della città con un grande corteo di congregazioni, tutte vestite con dei costumi molto ben disegnati, con delle rappresentazioni fantastiche. Questo è il famoso Vascelluzzo, dietro cui sta la città di Messina una volta. All'anno. Questa manifestazione ha un significato storico molto particolare, perché è iniziata nel lontano 1282, una nave piena di carica di grano riuscì a forzare il blocco durante la guerra del Vestro e questa nave forzò il blocco delle navi francesi, riuscì a passare il blocco navale e arrivò finalmente in città, che era assediata da diversi giorni, riuscendo a salvare la cittadinanza da un periodo di isolamento che i Guelfi avevano praticamente circondato la città. Non si poteva approvvigionare perché c'è il blocco navale. Questo Vascelluzzo è confuso con il Corpus Domini, ma in realtà è un pezzo della storia di Messina ed è stato per secoli conservato nel Duomo di Messina. La città in questo momento è in restauro, ci sono delle continue crolli di cornicioni, che siamo già a 100 anni dal terremoto. Le ristrutturazioni non sono sufficienti a recuperare una città di oltre 100.000 abitanti e quindi ci sono sempre queste ristrutturazioni in corso. Il Vascelluzzo rappresentò un segnale di salvezza, perché con questo Vascelluzzo la città si salvò dalla sicura capitolazione e riuscirono a resistere altri mesi, e quindi grazie a questo miracoloso arrivo del Vascelluzzo, da quel giorno la città ringrazia questo evento fantastico che ha permesso la salvezza di un intero popolo, perché quell'assedio dei Guelfi rappresentava una guerra che il Papa aveva mosso alla Sicilia dopo la rivoluzione del Vestro di marzo, del 30 marzo. Il re Angelino aveva scagliato contro la Sicilia ben 80.000 soldati, tutti Guelfi, tutte le città Guelfi d'Italia si erano scatenate contro la Sicilia e tutte le corone d'Europa avevano inviato i loro soldati per un totale di 80.000 soldati e 200 navi da guerra, tutte contro la Sicilia. Questo evento è ricordato in tante lapidi, in tanti monumenti, ma la rivoluzione è stata cancellata dal Vaticano, che ovviamente non può sopportare che un popolo cristiano abbia vinto una rivoluzione, una guerra contro il Vaticano, contro tutti i Guelfi d'Italia, cioè tutte le città che in quel momento avevano una
le città in quel momento avevano un governo guelfo, fecero di questa guerra una crociata e questa crociata si scatenò tutta contro la Sicilia e qui a Messina ci fu l'assedio perché tutta la guerra si scatenava contro la porta della Sicilia. 80.000 soldati furono mandati qua per estirpare questo popolo che aveva osato fare una rivoluzione contro la Chiesa di Roma, contro il Papa e contro il re Angioino, che era lo sceriffo, il luogotenente del Papa in Sicilia. Questa manifestazione di fede con tutte le congregazioni è una grande dimostrazione di questo fatto storico che, nonostante sia stato sincretizzato dalla Chiesa in tutti i modi, è qui davanti a noi vivo come sempre, con tutte le sue immagini integre, solo è stato camuffato da significati e da motivazioni diverse. Camuffato ma sempre vivo, perché eccolo, il Cascelluzzo è sempre il centro di questa manifestazione, riesce pure ad attrarre più le forze d'uomini, che è la festa di strada messa di sopra per confonderlo. Si vedono i cannoni, ma ovviamente nel 1282 non c'erano cannoni, questa è una libera ricostruzione del modellino che non corrisponde a quello dell'epoca, ovviamente. Dei famosi argentieri messinesi che avevano questa bravura nel lavorare l'argento e l'oro, perché a Messina sui Loridani ci sono delle miniere di argento, oro e piombo con cui sin dall'antichità si facevano le navi, era fondamentale per fare le navi. Quindi questa città era un grande arsenale dove venivano costruite le navi e proprio quando scoppiò la guerra del Vespro nella porta di Messina c'erano 100 navi da quella pronte per le crociate. Queste crociate che vennero sospese, che vennero praticamente finirono con la guerra del Vespro. Questo fatto storico clamoroso non è scritto da nessuna parte, il libro storico è stato cancellato con la guerra del Vespro, proprio col simbolo di questo vascello sono finite le crociate via mare e quindi questo è uno dei motivi fondamentali per cui questa grande storia della città di Messina e del popolo siciliano è stata cancellata, ma non è stato cancellato il significato storico che in questo campanile, che è alto 70 metri, è stato inaugurato dopo il terremoto, però è una rappresentazione allegorica della famosa guerra del Vespro ed è collegato direttamente a questo vascello che viene portato in giro insieme a questa festa sincretizzata del Corpus Domini, di cui però nessuno sa il meccanismo per il quale è stato accoppiato con questo vascelluzzo.
Ecco il significato di questa processione storica, trasformata in una processione religiosa, che però non è riuscita a cancellare il simbolo fondamentale di questa storia, che è la vittoria di un popolo intero, il popolo siciliano contro il Papa, contro il papato e contro i suoi re protettori.